Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Attila Total War. Quest'oggi vedremo un pochettino di andare avanti nella nostra campagna. Intanto vediamo di assegnare un governatore a una delle nostre regioni. Un attimino. Ok, eccoci qui. Allora, vediamo di terminare il turno. Di emanare, volevo dire un editto, scusatemi. Allora, vediamo un po'. In questa regione, che è l'Armenia, vediamo di emanare un editto molto particolare. Allora, vediamo di aggiungere dei servizi sanitari in più, visto che questa regione ovviamente scarseggia. Allora, ripariamo con i soldi che abbiamo. Ecco qua. Vediamo cosa c'è qui. Una foresta pregiata, la ripariamo. Un campo di leva, bene. E vediamo di espandere questo piccolo borgo. Anzi no, non lo espandiamo, rimaniamo per adesso qui. Perfetto. Al prossimo turno vedremo un po' di assalire la capitale. Con questa unità cercheremo di effettuare un bel giretto. A Nisbis a quanto pare possiamo creare un vero e proprio centro di reclute. Benissimo. Vi ricordo che stiamo convertendo tutti i nostri campi. Ok. Diamo un occhio da queste parti. Io a Mesan vedrò di costruire la Darsena per un prossimo attacco di mare. Qua sta andando tutto bene. Ecco, vediamo un pochettino di ripristinare e rinfocillare questo esercito. Eliminiamo queste bande. Bene, miglioriamo il nostro generale e cerchiamo di reclutare nuovi uomini ai statis. Allora, da questa parte stiamo reclutando qualcosa. Bene, vediamo di potenziare anche questi uomini. Riqualifichiamoli. Adesso li spostiamo da quest'altra parte e vediamo di effettuare uno scambio di unità. Spostiamoci prima in questa cittadina. Bene. E vediamo di recuperare per quanto riguarda il campo dell'ordine pubblico. Passiamo il turno. Sono contento ragazzi che i video vi piacciono come al solito. Io vedete cerco di mantenere un flusso costante di video. Adesso mi ritrovavo un quarto d'ora, infatti tra poco dovrò andare a mangiare. Non vi dico cosa mangio questa sera perché altrimenti vi viene a voi l'acquolina in bocca. Davvero, mangiare siciliana a tutta forza. Precisamente mangiamo gli arancini del luogo, quindi attenzione, troppo buoni. L'impero romano d'Occidente. Vediamo un pochettino che fanno gli armeni. Devono essere qua. Ed ecco, avanza un piccolo agente, se non sbaglio, una spia, bene. Sabiri, benissimo. Macedonia anche, ovviamente. Allora, vediamo di andare in avanti. Va bene. Il logoramento per i nostri uomini che si ritrovano davanti, ovviamente, ai cancelli nemici. Allora, avanziamo con questa unità che dispone anche di un ottimo di un'ottima catapulta. Bene. Vediamo di attaccare la cittadina. Ed eccoci qua pronti per l'assedio ragazzi. Abbiamo il quadruplo delle unità avversarie, quindi ci conviene risolvere automaticamente l'assalto. Vediamo di abbattere questa città. Un'ottima conquista perché ci offre grandi possibilità di espansione nel territorio del Caucaso. Allora, vediamo un po'. Gli avversari sono stati schiacciati. Vediamo di occuparla pacificamente, visto che radia il suolo non ne vale la pena. Occupa e saccheggia. Per 2507 non ne vale neanche la pena, quindi occupiamola normalmente. Un nemico ucciso in battaglia, probabilmente il nobile avversario è morto nei combattimenti. Vediamo un po' di riparare la nostra città. Sì, ripariamo anche il campo di addestramento, ripariamo il produttore di tegole e ovviamente anche il deposito per le scorte. Con questo esercito cercheremo un pochettino di farci avanti. Vediamo un po'. Questo cos'è? Questo è un esercito avversario, quindi cercheremo di fronteggiarlo. Avanzeremo fino a questo punto e lo combatteremo al più presto. Benissimo. Possiamo anche creare un vero e proprio taglialegna per questa zona. Benissimo. Voi ragazzi trinceratevi. Anzi no, cos'è questo assalto? Ruba ricchezze dalla regione locale? No. No, non ci interessa. Modalità imboscata, nasconde questi contenuti degli attacker sorpresa. Bene, nascondiamoci. Perfetto. Allora, adesso che abbiamo ultimato la nostra conquista, volevo un po' dare un'occhiata alla mappa. Allora, abbiamo preso l'Armenia, quasi del tutto. Vediamo un po' da questa parte. I nostri alleati sono quelli azzurri, come potete ben vedere. Però, ovviamente, mi sembra che c'era qualcosa a che fare con l'impero romano d'Oriente. Questo è l'impero romano d'Oriente. Potremmo entrare in guerra. Addirittura potremmo conquistare una parte del Caucaso. Eccolo qua. Allora, intanto stringiamo un'amicizia con i nostri alleati qui dei Chicago Bulls. Vediamo un pochettino per tenerci un po' le spalle protette. Eccoci qua.
abbiamo un ottimo rapporto, quindi potremmo addirittura eliminare... Ah, siamo ancora a stato fantoccio, ah, a posto, quindi siamo davvero protetti da questa parte. Abbiamo anche ottimi rapporti, 120 in positivo, quindi tutta questa zona, ragazzi, è a posto. Io vorrei, allora, innanzitutto conquistare... Ecco, vediamo un po' i rapporti. Bene, vorrei conquistare una parte del Caucaso, quindi, ragazzi, prendere in considerazione, vediamo qua... Ecco, prendere in considerazione tutto il Caucaso, ovvero uccidere, lanciarci in attacco contro questi ragazzoni qui. Eccoci qua, gli Arran. Abbiamo un'alleanza militare con Arran, vediamo. Abbiamo un'alleanza militare, ragazzi, quindi mi sa che non possiamo lanciarci all'attacco. Quindi addirittura è il nostro secondo alleato militare, gli Afgridi. Però invece potremmo attaccare i Cartali. Potete vedere che sono neutrali, indeterioramente. Non riesco a dirlo. Dov'è? Lo devo leggere. Dov'è? Attenzione. Allora, con questi come siamo? In miglioramento. Da quest'altra parte. In deterioramento. Eccoci qua. A volte non riesco a dirlo. Allora, vediamo di conquistare immediatamente questa zona. Potete vedere che non è uno stato fantoccio. E ovviamente proveremo ad attaccare anche il ponte per avere uno sbocco sul mar, al mar Mediterraneo dall'altra parte. Ok, sul nostro Pontus Exinus. Eccolo qua, c'è lo stretto dei Dardanelli. Vedremo un po' di lanciarci all'attacco di queste zone. Quindi Cartalia in deterioramento. Eccolo qui. E ovviamente attaccheremo anche il Ponto. Bene, queste due regioni, ragazzi. E poi avremo un'ottima opportunità di lanciarci contro l'impero romano d'Oriente. Gassanidi, siamo in miglioramento. Da questa parte in miglioramento. Però io mi vorrei conquistare l'Arabia Saudita. Sarebbe davvero un'ottima campagna militare. Quindi intanto conquistiamo la parte nord e poi la parte sud, visto che ci sono pochi problemi per adesso. Piano stilato, salviamo. Nel cloud. Vai. Vai. Come fa ad esistere già questo salvataggio? Va. Ok. Qui siamo a posto. Vediamo se qua possiamo reclutare un agente. Purtroppo no. Qui abbiamo quest'unità. Vediamo se possiamo reclutare qualcosa. A Tosp. Eccola qui. Abbiamo il campo di leva. Va bene. Ok. A Nisbis cosa c'è? Ancora nulla. Va bene ragazzi, vediamo di passare il turno. Ah giusto. Diamo un po' di... Vediamo qualcosa. Esperienza delle nostre unità. E ovviamente anche un pochettino di movimento in più sulla mappa. Diamo anche delle nuove tradizioni a questi uomini. Portata dall'attacco. Perfetto, munizioni e ovviamente portata per i nostri ragazzoni. Bene, passiamo il turno. Allora. Il potere del 3. Il trio. Allora, vediamo un pochettino. È un'ottima strategia, ragazzi, per prendere il controllo di tutta l'area del Caucaso e anche dell'Arabia Saudita. In questo caso dell'Arabia Saudita del nord, perché quella del sud diciamo che è in deterioramento. Ecco la parola micidiale. Sì, perché mi pare che è una zona, potete vedere, non molto fertile, quindi è abbandonata, però vedremo di bonificarla. Ecco che gli armeni avanzano e tentano appunto di assalire le nostre unità, che come potete vedere sono ben difese dietro la porta, e abbiamo 3000 uomini contro appena 1000 ed è un attacco quasi decisivo, e vediamo di distruggerli immediatamente. Li mandiamo a quel paese e li gettiamo al tappeto. Bene. Volevano tentare la riconquista, abbiamo catturato tantissimi prigionieri, li utilizzeremo come schiavi e infatti i soldi guadagnati ci entreranno in tasca. Vediamo un po'. Mi sembra che c'era un esercito che si aggirava da queste parti. Abbiamo ucciso un altro comandante nemico e siamo ancora in logoramento. Dove? Dove siamo in logoramento? E basta. Allora, una sposa degna per il nostro capo e generale imperatore del regno. Una sposa, potete vedere... Ah, per la figlia ovviamente del nostro re. Addirittura, vediamo un pochettino. Quindi uno dei suoi si è recentemente vuole sposarsi. Vogliamo proseguire questa unione? Vediamo un po'. Ah, è probabilmente la nostra figlia, se non ho capito. È una spendacciona. Ma approva. Ma approviamo, dai.
Allora, perfetto, vediamo di andare in avanti adesso. C'era un esercito da queste parti, eccolo qua, che potrebbe facilmente irrompere nel nostro terreno. Vediamo di scacciarlo immediatamente, perché Tosp davvero non è molto ben difesa. Abbiamo un esercitino appunto di 4 agricoltori, ma abbiamo il transito militare nel nostro stato fantoccio, vero? Vediamo di eliminare quest'ultimo esercito avversario e buttiamolo al tappeto, ok? Vediamo di andare in modalità difensiva, visto che abbiamo tantissimi schermagliatori. Bene. Ok, raccogliamo altri schiavi. Fazione distrutta, gli armeni finalmente sono stati eliminati. Noi adesso con la marcia forzata vedremo di ritornare nel nord e di reintegrare un po' tutte le unità. Ottimo, allora, vediamo da questa parte se possiamo reclutare qualcosa. Ancora nulla, però è un esercito abbastanza completo, quindi non credo di far nulla. Deposito per le scorte, fabbro, esperienza per tutte le unità, forgiatura, 5 danni corpo a corpo, armiere, vediamo un po' esperienza, forgiatura, armature, protezione degli scudi, carpentiere. Bene, meglio mettere un armiere, ok. Vediamo di aggiungere a Tosp anche un ottimo centro di reclute, così vedremo di aggiungere e reclutare nuovi uomini. Questi vediamo di eliminarli. Congediamo. Perfetto. Però ragazzi abbiamo davvero tantissimi problemi di cibo. Allora, vediamo un po'. Ci sono campi di grano, altri campi di grano. Vediamo un po' come possiamo fare. Abbiamo quasi abbiamo in tutti i posti campi di grano. Potete vedere, eccoli qua. Abbiamo anche pesce. Dovrebbe bastare il cibo, non capisco perché non riusciamo a farcelo bastare. Qui addirittura stiamo mantenendo l'ordine pubblico. In questa regione stiamo cercando di portarlo in positivo. Vediamo di diminuire un attimino la pressione fiscale. Ok, così il malcontento rimarrà sotto la norma. Vediamo un po'. Spostiamo quest'unità da questa parte. Ok, 2 in positivo, 2 in positivo, 4 in positivo. La situazione sembra delle migliori. Il problema, ragazzi, è questo. Intanto potremmo migliorare ovviamente le nostre fattorie di grano al prossimo turno con la nuova ricerca. Vediamo se possiamo chiedere a qualche nostro alleato un po' di pane. Vediamo un po'. Purtroppo no. Pagamenti. Diplomacy, no. Niente ragazzi, mi sa che dobbiamo necessariamente avanzare e non mi sono accorto tanto del cibo perché ho ricercato tanto nell'ambito militare. Siamo cresciuti molto velocemente. Comunque a Tosp qui cercheremo di reclutare nuovi uomini. Questo esercito è abbastanza folto, vabbè, non ci creerà problemi. Appena riprenderemo con il nostro cibo vedremo di attaccare qui il Caucaso. Va bene, passiamo il turno. Nuove abilità per il nostro personaggio. Aggiungiamo un aiutante, quindi gli Cherier. Armatura. Vediamo di aggiungere. No, ho sbagliato. Non volevo farlo. Come si fa? Cos'è questa? Come si fa a togliere? Cos'è questo? Resetta punti abilità? Sì. Allora, volevo aggiungere. Perfetto, un punto da questa parte. E... No. E un punto da quest'altra. Bene. Una nuova tradizione per i nostri uomini. Ovviamente potenza da fuoco. Ottimo. E ovviamente un governatore nella provincia, questa provincia dello Spahan. Vediamo di mettere... abbiamo terminato i soldi, va bene. Vediamo di passare il turno. Fine turno, vai. Ragazzi, questa campagna mi sta divertendo sicuramente più di quella dell'Impero Romano d'Occidente, perché lì eravamo sull'orlo del precipizio con 100.000 kg di... pietre sulle spalle che sta appunto per sprofondare, mentre qua abbiamo un impero in espansione, bello, tranquillo, che possiamo davvero lanciarci all'attacco. Ho capito che siamo un po' avvantaggiati perché a run no, non voglio partecipare nessuna guerra. Comunque siamo un po' avvantaggiati perché abbiamo dominato tutta la zona e quindi abbiamo un paio di stati fantoccio, però davvero non c'è alcun problema. Altro logoramento. Va bene, per adesso ragazzi ci fermiamo un attimo, riprendiamo più tardi.